Benvenute e benvenuti nel primo episodio di Karma Me Stories, dove la musica si fa racconto. Oggi vi raccontiamo la storia che ha dato vita alla canzone. È da questo racconto che è nata Ti Sento, la melodia che amate, ascoltate e sentite vostra. Lo intuite, lo sapete, prima ancora che ve lo diciamo. Dietro ogni nota c'è una verità nascosta, un'emozione che trova rifugio nella musica. E proprio perché l'amate così tanto, oggi vogliamo donarvi questa storia. Una storia che pulsa sotto pelle, che parla di ciò che resta anche quando tutto sembra finito. Perché Emotions Music Italia nasce così, da racconti veri, da ricordi profondi, da vite che vibrano ancora, sotto forma di canzone. A cura di Karma Me, questo è un audiolibro. Questo è un sentimento narrato. Buon ascolto. Ti sento. Prologo. Il suono del silenzio. C'è un momento preciso tra il giorno e la notte in cui tutto tace. Il mondo si ritira in punta di piedi e restano solo i pensieri a parlare. È lì che ti sento. Non so da dove arrivi. Forse sei in quel respiro che faccio prima di dormire. In quel vuoto leggero che mi si posa sul petto quando il vento soffia piano. A volte ti riconosco in un profumo improvviso, altre volte in una canzone alla radio, in uno sguardo sfuggente per strada che non sei tu, ma che per un attimo mi fa tremare come allora. Non ti cerco più, è vero. Ho smesso da tempo di voltarmi indietro, ma c'è qualcosa di te che vive, che si muove in me come una corrente silenziosa. È come se ogni mia cellula avesse inciso il tuo nome. Ogni battito imparato il tuo ritmo. Il tempo ci ha separati, la vita ci ha trascinati lontano da quella stanza fatta di respiri e carezze. Ma tu sei rimasta qui, tra le pieghe della mia memoria, nelle pause tra un pensiero e l'altro. Sei il suono del silenzio, quello che nessuno sente, ma io sì. Ti sento ancora. Capitolo 1. Lo sguardo che brucia. Ti ho vista per la prima volta in un pomeriggio distratto, di quelli in cui il cielo sembra voler restare sospeso e il sole, stanco, filtra attraverso le nuvole come un pensiero mai detto. Non stavi cercando nessuno, io meno di te. Eppure, in mezzo al rumore del mondo, il tuo sguardo si è posato sul mio come una lama sottile, come un incendio che inizia da un frammento di carta. Non ho saputo più respirare. C'era qualcosa nei tuoi occhi che mi spogliava senza toccarmi, una nostalgia che non mi apparteneva e che pure conoscevo a memoria. Ti ho osservata per un istante eterno. In quell'istante c'era tutto: l'attesa, la paura, il desiderio. Ricordo ancora com'era vestita l'aria intorno a noi. Odorava di pioggia lontana e asfalto caldo, di città che sanno nascondere bene le storie proibite. Tu avevi tra le mani un libro, io un caffè ormai freddo. Ma la vera scossa veniva da dentro, da quello spazio che si apre solo quando due anime si riconoscono prima ancora di parlarsi. Non ci siamo detti nulla. Il mondo è andato avanti, i passi sono ripresi, i clacson, le voci, i respiri. Ma io ero già altrove e tu eri lì. Quella sera ho camminato a lungo, cercando di convincermi che fosse stato solo un gioco della mente. Una coincidenza, un cortocircuito tra solitudine e bisogno. Ma dentro di me qualcosa si era acceso e non avrebbe più smesso di bruciare. Ti avevo vista e da quel momento non avrei potuto più guardare nient'altro. Capitolo 2. La stanza dei segreti. La stanza era piccola, nascosta tra le pieghe di una città che non dormiva mai. Un rifugio silenzioso, lontano dagli sguardi indiscreti e dai rumori del mondo. Le pareti, impregnate di ricordi, custodivano il nostro segreto. Ogni oggetto, ogni dettaglio sembrava parlare di noi. Il letto disfatto, le tende socchiuse, la luce soffusa che filtrava attraverso le persiane. In quella stanza il tempo si fermava. Non c'erano orologi né calendari, solo noi, persi in un eterno presente fatto di sussurri e carezze. Ricordo il tuo profumo, mescolato all'odore del legno antico e della pioggia che batteva leggera sui vetri.
Ricordo le tue mani che cercavano le mie con una dolcezza che sapeva di promessa. Ogni incontro era un nuovo inizio, un capitolo scritto con l'inchiostro dell'emozione. Ogni addio, un arrivederci sussurrato tra le lenzuola stropicciate. In quella stanza abbiamo vissuto un amore senza tempo, senza regole, senza futuro. Un amore che ancora oggi, nei miei ricordi, brucia con la stessa intensità. E ogni volta che chiudo gli occhi torno lì, in quella stanza dei segreti, dove tutto è cominciato. Capitolo 3. Il tempo sospeso. C'era un ritmo tutto nostro, non quello del mondo fuori, quello dei nostri corpi, dei respiri che si cercavano nel buio, delle frasi non dette che riempivano l'aria più delle parole. Ogni volta che entravi in quella stanza, mi sembrava di rivederti per la prima volta. Non c'era mai abitudine, mai stanchezza, solo quel desiderio che ci divorava piano, come un fuoco gentile ma inarrestabile. Ci toglievamo il mondo di dosso con pochi gesti, un abbraccio lungo, un bacio all'angolo delle labbra, le dita intrecciate come rami di un'unica radice. Il tempo si liquefaceva. Un'ora con te valeva una vita intera. Restavamo lì, stretti, a parlare di nulla o a parlare di tutto, a raccontarci frammenti di vita che non ci appartenevano più, o che forse volevamo regalare l'uno all'altra per sentirci reali, anche se solo per poche ore. Le tue risate, così leggere da sembrare rubate al vento, riempivano la stanza più del profumo del vino o del suono della pioggia. E poi il silenzio. Quel silenzio che non faceva paura, perché era pieno di noi. In quel tempo sospeso ho imparato cosa vuol dire amare, senza chiedere, senza volere nulla indietro, senza pretendere domani, senza bisogno di definirsi. Eppure, ogni volta che uscivi da quella porta, una parte di me restava incagliata tra le lenzuola, come se sapessi che non avremmo potuto continuare per sempre. Ma finché durava, era tutto, era assoluto, era eterno. Capitolo 4. Il peso del cielo. C'era un momento, dopo ogni nostro incontro, in cui il silenzio diventava più pesante delle parole. Un attimo sospeso in cui la felicità si mescolava alla consapevolezza che quel tempo rubato non poteva durare. Iniziavo a notare i tuoi sguardi che si perdevano oltre la finestra, i tuoi sospiri che cercavano risposte nel cielo. Il nostro rifugio, una volta santuario di passione e complicità, cominciava a sembrare una gabbia dorata. Le nostre conversazioni si facevano più brevi, interrotte da pensieri non detti. Ogni bacio portava con sé un retrogusto di addio, ogni carezza un timore nascosto. Il mondo esterno che avevamo tenuto a bada con la forza del nostro amore iniziava a bussare con insistenza. Le responsabilità, le promesse fatte ad altri, le vite costruite lontano da quella stanza, reclamavano la nostra attenzione. Un giorno, mentre ti osservavo dormire, ho sentito il peso del cielo schiacciarmi il petto. Ho capito che, per quanto ci amassimo, non potevamo sfuggire all'inevitabile. Eppure anche in quel momento di tristezza sapevo che ogni istante con te era stato un dono, un frammento di eternità rubato al tempo, un ricordo che avrebbe vissuto per sempre nel mio cuore. Capitolo 5. L'ultima notte. Non servono molte parole quando si è arrivati alla fine. Il silenzio sa raccontare più di qualsiasi frase, e quella notte, l'ultima, parlò per noi. Entrasti nella stanza come sempre, con passo lieve, ma negli occhi avevi qualcosa di diverso, un velo, una consapevolezza. Il nostro tempo stava finendo, e lo sapevamo entrambi. Nessun bacio rubato quella volta. Nessuna fretta di stringerci. Ci sedemmo vicini, senza toccarci. Il tuo sguardo scivolava sulle pareti, come se volessi fissare ogni dettaglio. Come se volessi portarti via la stanza, per non perderla. Poi le tue mani cercarono le mie. E bastò quel contatto per far tremare il cuore. Il tuo respiro era incerto, le parole tardavano a venire. Ma non ce n'era bisogno. Sapevamo tutto. Che non potevamo continuare. Che ogni incontro era una ferita per qualcun altro, che l'amore non sempre basta. Ma maledizione, quanto ci amavamo. Ti dissi che ti avrei ricordata ogni giorno,
che non c'era angolo di me dove tu non fossi passata. Ti chiesi perdono, anche se non c'era colpa. Tu mi baciasti piano, come se fosse la prima volta. E in quel bacio c'era tutto, la passione, la rabbia, la nostalgia di ciò che non avremmo mai vissuto. Facemmo l'amore come si fa solo quando si sa che è l'ultima volta. Senza risparmio, senza paura, senza freni. Ogni carezza era un addio, ogni sussurro, una promessa che non avremmo mai potuto mantenere. Quando il cielo cominciò a schiarirsi, restammo abbracciati in silenzio. Tu con la testa sul mio petto, io con il cuore che implorava il tempo di fermarsi, solo un po'. Ti alzasti per prima, ti vestisti in silenzio, come un rito antico. Mi guardasti e non sorridesti, ma quegli occhi dicevano che mi avresti amato per sempre. Chiudesti la porta con dolcezza. E io rimasi lì, in quella stanza che sapeva ancora di noi, a sentire il rumore assordante della tua assenza. Fu l'ultima notte, e da allora ogni notte è diventata il tuo eco. Capitolo 6. Ogni battito parla di te. Il mondo ha continuato a girare, le stagioni si sono rincorse come sempre, i giorni si sono susseguiti con quella monotonia che la vita chiama normalità. E io ci sono dentro, come un attore che ha imparato a memoria la sua parte. Sorrido, rispondo, lavoro, vivo. O almeno ci provo. Ma c'è qualcosa che non smette mai di parlare dentro di me. Una voce sottile che non ha bisogno di parole. È il tuo ricordo. È la tua presenza che resiste al tempo. Ti sento in ogni cosa che faccio, nei gesti più semplici. Quando accarezzo il manico della tazzina al mattino, quando passo le dita sulle pagine di un libro, quando chiudo gli occhi prima di dormire. È lì che il tuo nome mi sfiora, come se fosse parte del mio respiro. Ogni battito del mio cuore parla di te. Non a voce alta, non per farsi sentire dagli altri. Ma a me sì. Io lo so, io ti sento. Non ho mai cercato di dimenticarti. Sarebbe stato inutile, perché tu non sei solo un ricordo. Sei una parte di me. Una linea invisibile che mi attraversa e che mi tiene saldo anche quando mi sento vuoto. E, paradossalmente, sei tu che mi aiuti a restare in piedi. Tu, che non ci sei più. Tu, che non sei mai andata via del tutto. Ogni tanto torno in quella via. Cammino piano, come se potessi incrociarti di nuovo. Guardo le finestre, i portoni, i balconi fioriti. Ogni dettaglio ha il tuo nome inciso. E quando il cielo si colora di arancio e le ombre si allungano sulle strade, sento il mio cuore battere più forte, come se riconoscesse qualcosa. Come se sapesse che, anche se il corpo tace, l'anima non ha mai smesso di chiamarti. Ogni battito parla di te. E forse è questo che significa amare davvero, continuare ad ascoltare, anche quando l'altro non può più rispondere. Epilogo, ti sento ancora. Ci sono giorni in cui tutto tace, in cui la vita rallenta e mi lascia solo con me stesso. È in quei momenti che arrivi tu, non come immagine nitida, non come ricordo preciso. Sei una sensazione, un soffio. Ti sento nella pelle quando il vento cambia direzione. Nel battito che accelera senza motivo, nel vuoto che si apre improvviso davanti a un tramonto troppo bello per non condividerlo. A volte ti parlo, a voce bassa per non disturbare il mondo. Ti racconto com'è andata, come sono andato avanti, come ogni cosa ha cambiato forma, tranne te. Tu sei rimasta identica, immobile nel tempo come una stella lontana, e nonostante il dolore, nonostante l'assenza, ti custodisco con gratitudine, perché ciò che abbiamo vissuto, anche se breve, è stato vero. Talmente vero che ancora oggi mi pulsa dentro come una melodia sottopelle. Se qualcuno mi chiedesse se ti ho dimenticata, sorriderei. Non si dimentica ciò che ha cambiato il nostro modo di amare. Non si cancella ciò che ha riscritto il nostro silenzio. Ti sento. Nei giorni pieni e in quelli vuoti. Nelle risate che non riesco a condividere, nelle pause tra una parola e l'altra. Ti sento. Quando la notte diventa troppo silenziosa e la memoria si fa musica, ti sento ancora. E forse in fondo è questo l'unico vero miracolo dell'amore.
continuare a sentirsi anche quando il tempo ha fatto. A volte l'amore che non possiamo vivere è proprio quello che ci resta più addosso, non perché sia incompiuto, ma perché è stato tutto, in poco tempo. Ti sento, racconta l'eco di un legame che continua anche quando la vita cambia ritmo. Ma viene da chiedersi, custodire il ricordo ci aiuta a restare interi o ci trattiene dal vivere davvero il presente? E tu? Hai mai sentito qualcuno anche dopo la fine? Un amore che torna a parlarti nel silenzio, come una melodia sottopelle. Se ti va, raccontacelo nei commenti. Le vostre storie potrebbero diventare parte dei prossimi episodi. Grazie per essere stati qui e per essere rimasti fino alla fine, in questo spazio di voci, memoria e musica. Perché ogni racconto è un frammento d'amore e se quell'amore è ancora dentro di te, non è finito. È solo diventato eco. E se questa storia ti ha emozionato, se ti piacerebbe ascoltarne altre, se la nostra musica parla anche a te, iscriviti al canale e condividila con chi ami, con un'amica, un amico o con quella persona che hai nel cuore. La musica ci unisce e ogni storia condivisa suona più forte. Ciao! A presto da Karma Me Stories ed Emotions Music Italia.